Un parco in un'azienda agricola potrebbe essere un'idea. Noi siamo in provincia di Treviso, a Ponzano, Veneto, e da qui partiamo con un viaggio che sarà soprattutto nel latte e in particolare con i formaggi mollivi, ne parleremo molto. E poi, come sempre, consumatori e parchi. Sigla! E mentre Sergio Dalzotto estrae la cagliata, che è a livello pH di acidità, diciamo buona per quanto riguarda la casatella e anche lo stracchino, dico bene? Esatto. Ecco, allora in questo momento dai padri passiamo ai figli, perché noi siamo qui in una bellissima zona che è quella di Ponzano Veneto, a due passi, famosa per altri motivi, devo dire, la Benetton, ma comunque a due passi da Treviso. Però Ponzano ha anche tradizioni agricole, quindi la famiglia Dalzotto ha deciso di mettere su il caseificio e di fare un primo insediamento proprio con l'Oris. Allora Loris, diciamo, cosa ti è venuto in mente? Praticamente abbiamo provato, grazie ai fondi della regione, a provare a fare una domanda per prendere i soldi della comunità europea. E non siamo riusciti, però abbiamo preso i primi 15.000 euro e abbiamo iniziato Per il primo insediamento. Per il primo insediamento. Abbiamo iniziato così, dallo spazio, e poi aiutandoci come si può siamo arrivati al tutto. Che formaggi producete? Facciamo dai primi sale ai freschi, poi dai stagionati ai 60 giorni ai 12 mesi. Ecco, solo formaggio o anche altro? Facciamo anche grazie alla PPL, alla nuova legge che da un anno ci Cos'è la PPL? Piccoli prodotti locali. Perfetto. Che ci permette di avere un piccolo allevamento di suini e macellarli a casa per poi riuscire a venderli qui in negozio. Allora, Nicola Bettiol, veterinario, qual è l'alimentazione, per esempio, che hanno bisogno di queste bestie? Allora, la scelta che è stata fatta a livello aziendale dal punto di vista alimentare è stato non utilizzare alimenti insilati e fasciati e privilegiare l'utilizzo di materie prime di provenienza aziendale certificate. Per cui è un'alimentazione volta non tanto a spingere le produzioni in termini di latte, quanto a garantire una salubrità del prodotto, poi anche volta alla caseificazione. Allora, grazie, in bocca al lupo, quante cose interessanti. Nel frattempo Sergio ha quasi terminato di tirare fuori appunto la cagliata, buon lavoro. Adesso restiamo a Ponzano, ma prima ovviamente l'agenda PSR e poi vediamo Claudio De Stefani. La Regione Veneto ha stanziato 23,9 milioni di euro in più per l'ammodernamento delle aziende agricole, per un totale di 53,9 milioni di euro per la misura 121, le graduatorie il 12 novembre. Tra le regioni italiane con più di 500 milioni di euro di dotazione, il Veneto è secondo solo alla Lombardia per la spesa realizzata, con il 78% di risorse erogate. Lo dice l'avanzamento finanziario della rete rurale. La Regione ha integrato le risorse per la misura 133. Il sostegno del PSR Veneto alla promozione dei prodotti agroalimentari di qualità è stato incrementato di 800.000 euro. Eccoci qua con lo spazio riservato ai consumatori, ancora una volta i consigli utili e importanti che diamo ai nostri telespettatori. Oggi parliamo di un problema che è molto grave. Parliamo delle canne fumarie. Attenzione, sono accanto al presidente fumisti e spazzacamini della Confartigianato Imprese del Veneto, Luciano Rossi. Buongiorno Luciano, benvenuto. Buongiorno. Distinguiamo subito fumisti e spazzacamino. Che differenza c'è? Allora, il tecnico fumista è un operatore artigiano che si occupa dell'installazione di questa tipologia di apparecchi. Lo spazzacamino, al contrario, si occupa della loro manutenzione. Luciano, ha sentito la mia introduzione? È un problema grave perché noi dobbiamo parlare della salute nella nostra casa che, ahimè, molti trascurano. Diamo subito delle dritte importanti. Allora, l'installazione intanto è importantissima dal punto di vista della sicurezza, ma anche la gestione e l'utilizzo di questi apparecchi possono contribuire in maniera anche pericolosa all'inquinamento della nostra atmosfera.
Una domanda che sembra apparentemente banale ma non lo è. Cosa posso bruciare e cosa non posso bruciare? Allora, possiamo bruciare qualsiasi tipo di legna, io consiglio faggio e carpino, che sia legna secca, di buona qualità e pellet certificato. Walter Ricobon, ben ritrovato Walter. Qui il problema è serio. Quando arrivano da Diconsum il problema è già sorto. Che cosa possiamo fare a quel punto? Sì, intervenire rapidamente, intanto consigliare di mettere in sicurezza subito l'impianto, quindi verosimilmente spegnere la stufa, ma le associazioni dei fumisti e degli spazzacamini sono ben radicate nel territorio e nel giro di poco tempo riescono a ripristinare la funzionalità e quindi il bisogno di quella famiglia. Presidente Rossi, uno dei casi più eclatanti che vi è capitato? Uno dei casi più eclatanti è stato l'incendio di un tetto di una casa, un edificio, con danni stimati in 400.000 euro, quindi attenzione, l'installazione delle canne fumarie, soprattutto quelle in acciaio di ultima generazione, devono rispondere a determinati requisiti che sono già ampiamente normati a livello italiano. Grazie ai nostri ospiti. Adesso noi ci fermiamo un attimo, la linea passa a Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò in un bosco a Castello di Godego. E siamo al caseificio sociale Sant'Andrea, qui in località Sant'Andrea a Povegliano, in provincia di Treviso, non molto distante da dove eravamo prima, e siamo venuti qui per fare gli auguri alla casatella trevigiana DOP, perché lo scorso 31 maggio, 1 giugno, ha compiuto 6 anni e quindi la DOP ormai è adulta, va alle elementari. Sì, diciamo che 6 anni che abbiamo questa DOP, ma il percorso è stato lunghissimo, 10 anni prima di poterla avere, perché non è che una DOP si possa avere in pochi giorni. E siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi di avere un prodotto tipicamente trevigiano, perché trevigiano il foraggio, trevigiane le vacche, trevigiani i caseifici. No, non basta alle volte farlo bene, alle volte bisogna anche promuoverlo. Bisogna, perché senza promozione, senza andare in giro per il mondo, uno può avere la cosa più bella del mondo, ma se la mangerebbe lui a casa. Il consorzio, proprio il compito del consorzio è quello di promuovere. Noi ci siamo a Parma e per le fiere in giro, no? Ho detto Parma, ma che quelli locali da Santa Lucia ad altro, siamo a Milano. Siamo in giro per... Vi ha dato una mano il PSR su questo? Sì, moltissimo. Io credo che la Regione dovrebbe continuare su questa strada della promozione, la stiamo divulgando e non è facile. E allora io volevo chiedere alla signora Simona, dov'è? Eccola qua. Signora, ma voi qua la vendete la casatella trevigiana? Certo che la vendiamo, E chi sì. la compra? La compra un po' di tutti, la comprano dall'anziano, dal giovane, tutti quanti. È un prodotto che vendiamo molto. E lei la compra? Certo che la compro, La 3 mangia? bambini da dargli da mangiare che sono ghiotti. Ah, complimenti. Allora, piace allora a tutti, Presidente, è un prodotto moderno? È un prodotto fresco che va bene dai giovani agli anziani, ma quando uno l'assaggia è proprio la freschezza, la bontà che ha in bocca, uno se ne innamora e questo, no, abbiamo la speranza, ma non solo la speranza, abbiamo la certezza che sarà un prodotto che sfonderà, ma giustamente senza farlo conoscere questo è difficile. Allora, grazie Presidente, noi qui dal caseificio Sant'Andrea di Sant'Andrea di Povegliano abbiamo terminato. Ricordate, allora, per quanto riguarda le misure del PSR, www.piave.veneto.it, e adesso ci spostiamo e andiamo a parlare di parchi e di aree con Claudio De Stefani, andiamo a Castello di Godego. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci, come anticipato per la parte conclusiva della nostra trasmissione, sempre in provincia di Treviso mi sono spostato a Castello di Godego in un luogo del tutto particolare ed è per questo che ho accanto a me Andrea Battaglia, è dottore forestale. Dove siamo esattamente, Andrea? Siamo nei prati di Castello di Godego, una zona, come il toponimo stesso lo definisce, zona prato stabile, come possiamo vedere. Questa zona è particolare perché in realtà questa zona non dovrebbe esistere in quest'area particolare, perché ci troviamo nell'alta pianura trevigiana e il prato umido non è una cosa tipica di questa zona, perché
La cultura del prato nasce perché con le esondazioni del torrente Muson, che ne delimita il confine occidentale di questa zona a protezione speciale, nel corso del tempo ha depositato dai 60 ai 2,60 m di argilla, permettendo come unica coltura il prato. Che cosa c'è di bello da vedere? Beh, in questa zona bello da vedere c'è tantissimo, a partire dal prato stesso e conseguentemente anche i prati chiusi, cioè i campi chiusi, cioè con siepi che delimitavano nel corso del tempo anche le proprietà, però oltre a fornire anche materiali tipo legna da ardere piuttosto che funghi nella stagione autunnale, oggi hanno riscoperto questo valore della siepe. C'è anche un progetto che riguarda appunto la zona dove ci troviamo, che si intitola I Prai tra Godego, Riese e Castelfranco. Ne parlo con il prossimo protagonista, che è Sergio Guidolin. Seguitemi. Di che cosa tratta questo progetto, Sergio? È un progetto che è nato 20 anni fa e lo scopo era quello di valorizzare questa area che è di grande interesse sotto l'aspetto naturalistico. Ad esempio, alle nostre spalle che cosa abbiamo? Abbiamo il Saccello di San Pietro, che è un antico saccello di epoca, diciamo, paleocristiana. Ma tu mi hai parlato anche di un percorso che si snoda attorno a Castello di Godego. Sì, qui diciamo è nato il Sentiero Natura Prai grazie alle nostre scuole, un anello che parte dal Muson che abbiamo qua vicino e si snoda per 8 km all'interno dei Prai. Nel 2012 abbiamo inaugurato, grazie a 7 comuni, il sentiero sui sentieri degli Zellini, un percorso che passa attraverso Loria, Riese, Castello di Godego, Castelfranco e Resana. Grazie Sergio, interessante il tuo intervento, grazie anche al nostro Andrea. Il tempo a nostra disposizione, ahimè, è concluso, ma sapete che l'appuntamento è fissato per la prossima trasmissione di Tira Terra. Arrivederci.